ci sta ascoltando da remoto. Mi corre l'obbligo di ringraziare in prima battuta tutta la stampa sarda che ci sta seguendo con molta attenzione e ci sta favorendo in questo lavoro di informazione e di educazione che è il compito del museo. A me spetta l'obbligo di coordinare, si parvalicete, questa tavola rotonda, ma io prima devo fare una serie di ringraziamenti, naturalmente, oltre ai relatori e alle relatrici e alle testimonianze che ci saranno. Io devo ringraziare Francesco Muscolino, che è il direttore di questo museo. In generale noi ringraziamo tutti e a volte non ringraziamo quelli che ci consentono di essere così operativi come lo siamo in questa fase della storia del museo. Delle persone di altissimo profilo hanno affollato queste sale che sono state un po' stravolte rispetto a come abbiamo conosciuto il museo archeologico vecchio in cui molti di noi hanno studiato e hanno lavorato. Francesco Muscolino viene dopo una serie illustrissima e certamente al suo posto sarei sempre in ansia e la fortuna è che il Museo Autonomo consente di essere, di essere plurale, no? Quindi noi abbiamo un buon CDA molto cooperativo, molto operativo anche, no? Un comitato scientifico di cui vedo qui alcuni esponenti che ugualmente lavorano con noi nella operatività. Abbiamo dei revisori di conti che amiamo molto, perché facendo bene i conti ci consentono poi di operare e di non distrarsi e così di poter procedere, per cui noi siamo riusciti in questi 2 anni, grazie a una legge, e noi dobbiamo ancora dire grazie a Franceschini che ha fatto questo percorso che Giovanni Lilio ha sempre voluto, perché leggendo in questi giorni gli articoli di Giovanni Lilio che pubblicò nell'Unione Sarda si rimane impressionati della lucidità, della lungimiranza, della visione che aveva del mondo e dell'archeologia. E ha fatto bene oggi Bianca Pizzorno, di cui sentiremo più tardi una registrazione, a ricordare che quando si incontrarono l'ultima volta a Torralba, lei e il professore giocarono un po'. Il professor Liliu fece la parte del nuraghe e lei scherzosamente, come ha fatto qui anche quest'estate, ha preso in giro se stessa come archeologa promettente ma disoccupata perché non veniva pagata e decise con migliore fortuna di partire e di andarsene per diventare una delle più grandi scrittrici europee. Ebbene, in questa sequenza di produzioni di una multiforme personalità, oggi noi poniamo un piccolo seme. Perché? Perché in effetti la figura di Giovanni Lilliu è tutta da esplorare, bisogna costruire molti archivi, raccogliere molte testimonianze, indagare su un profilo di un uomo che molti di noi hanno conosciuto fin da ragazzi e di cui intuivamo anche, come dire, ombre, un rapporto, come dire, a volte distopico con la politica. No? Non è stato sempre lineare, sono state stagioni anche, come dire, in cui a me personalmente ogni tanto mi faceva venire anche l'ansia, sembrava a volte estremo, radicale. Era un intellettuale radicale, questo bisogna dirselo costantemente, e tuttavia era un intellettuale che teneva a tenere insieme chi ad esempio era molto sostenuto da un'etica del lavoro, da un'etica profonda verso la Sardegna. Credo di aver conosciuto poche persone, forse anche Ferruccio Barrecca era così rigorosi e così, come dire, sobri anche, no? Nella loro vita quotidiana. Detto questo, il mio, ripeto, compito è di iniziare a procedere oggi, salutando tutte le persone che sono qui riunite, da professor Gessa al generale Scanu, al vicepresidente del Consiglio regionale, a tutti quelli che hanno accettato di essere presenti e poi
vabbè, iniziamo, quasi nunca lavato troppo lunga. Allora, c'è una frase meravigliosa che noi abbiamo condiviso in alcuni, che è questa frase che poi sentirete anche in un video. Noi non siamo classici, cioè noi non siamo greco-romani come struttura mentale, noi siamo barbarici, ma non nel senso di barbaro, nel senso di sprovveduto, cioè di uno che non sa, ma di uno che ha una cultura che, se non è proprio contro il classico, invece è profondamente diversa dal classico. Eravamo e siamo ancora noi, che è una frase, la chiusura di una bellezza straordinaria, e però lui, che non aveva una struttura greco-romana, come dici, in realtà aveva una formazione classicista, e io devo a lui il fatto di avermi indirizzato verso quegli studi e non verso studi preistorici, perché Giovanni Lilliu è stato il fondatore degli studi classicistici per quanto riguarda la Sardegna qui da noi, quindi non è soltanto il padre di Barumin, è il padre di molte discipline che sono nate dopo appunto quegli anni 50 che sono stati così particolari. Misezzo, passo la parola all'onorevole Antonello Soro, che è il primo che parlerà di un aspetto appunto che abbiamo detto si tratta di indagare, di iniziare a indagare proprio in questa fase, che l'Iliu è la politica, l'Iliu è la democrazia cristiana, l'Iliu le istituzioni, l'Iliu è il suo ruolo di costante, come dire, mi verrebbe una frase pasoliniana, di persona che costantemente in quegli articoli di un'unione ci scriveva lettere luterane. Ad Antonello Soro, che non ha bisogno certamente di alcuna presentazione. Sì, buongiorno, ringrazio molto Maria Antonietta per questa opportunità di partecipare in questo momento a un ricordo e anche però a un tentativo di tenere viva un'esperienza come quella di Lilliu. Io non ho la pretesa e neanche la competenza per tracciare un profilo compiuto della figura tanto rilevante nella storia del Novecento sardo come Giovanni Lilliu, e quindi cercherò di fare qualche considerazione sulla sua qualità di uomo pubblico, di intellettuale militante che accompagnava alla naturale e non ostentata mitezza una irriducibile determinazione su tutti i fronti in cui, ed erano tanti, sentiva di doversi impegnare con un suo contributo sempre originale, innovativo e di primo piano. È stato un raffinato operatore politico-culturale per tutta la sua vita, in connessione con i suoi interessi di studioso della Sardegna, sempre informato a un grande rigore fin dagli anni difficili della guerra e della ricostruzione post-fascista. Sappiamo che in quegli anni ha partecipato alle campagne elettorali del referendum istituzionale nel 1946 e delle prime elezioni politiche nel dopoguerra del 1948. Testimoni di quelle prime esperienze hanno scritto di un giovane Lilliu impegnato con passione nei comizi in piazza a Barumini e Guasila, nella storica campagna elettorale del 1948, schierato con il Partito della Democrazia Cristiana, ma non inviso agli avversari, nemmeno nel clima politico elettorale allora estremamente infuocato nei nostri paesi. Dirà di sé: mi sono sempre imposto il rispetto di tutte le posizioni. Nello scontro politico ho visto sempre l'avversario, mai il nemico, proprio pensando che anche l'avversario potesse avere delle verità. E infatti non ho mai guardato alle appartenenze, ma alla persona e ai suoi valori. E ancora, le mie concezioni politiche sono strettamente intrecciate con la mia professione di archeologo, perché politica e archeologia sono un unico inscindibile. I miei scritti sull'archeologia non mancano di avere riscontri nel presente. Insofferente alla rigidità delle appartenenze, tuttavia rivendicava con orgoglio la sua adesione alla Democrazia Cristiana e specificamente alla componente di Forze Nuove. Sosteneva di non essere mai stato organico e di aver potuto dire cose scomode,
Avanti negli anni si definirà politicus dimidiatus. Dopo un'esperienza di consigliere e assessore provinciale, nel 1967 entra a far parte del Consiglio regionale. È un tempo a cavallo tra due fasi della nostra autonomia. Era finita una lunga stagione iniziata convenzionalmente con il primo congresso del popolo sardo nel 1950, con la rivendicazione della legge di attuazione del titolo terzo dello Statuto e del primo piano di rinascita, fino all'approvazione della legge nel 1962. In quegli anni le forze sociali e quelle politiche di maggioranza e di opposizione avevano saputo costruire dal basso la rivendicazione di un piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna, ancorato a una particolare lettura dell'articolo 13 dello Statuto, insieme la creazione di un organismo che avrebbe dovuto coordinare gli interventi nei settori agricolo e minerario. Fu un movimento pervasivo nell'intera società sarda. Il Consiglio e la Giunta regionale aprirono una fase tra le più importanti della storia autonomistica, quella della programmazione e della programmazione dal basso, con il coinvolgimento, si diceva allora, del popolo sardo. Fu una stagione in cui prevaleva la fiducia nel futuro. Poi il clima cambiò. La delusione per i poli della chimica, percepiti come cattedrali nel deserto, l'emergenza dell'immigrazione, la perdita di 47.000 posti di lavoro in 10 anni, il malessere delle zone interne, l'esplosione dei sequestri di persona, la commissione parlamentare di inchiesta Medici, progressivamente crebbe la sfiducia nei confronti dello Stato centrale e della rappresentanza politica. E poi erano gli anni della contestazione studentesca, dell'autunno sindacale caldo. In quel contesto si fa largo in Sardegna una nuova classe dirigente con la bandiera del rinnovamento generazionale, ma anche di una nuova autonomia. Giovanni Lilliu è uno dei protagonisti e in Consiglio regionale rivendica forti decisioni del potere pubblico, dello Stato, per un processo di industrializzazione articolato e diffuso che, partendo dalle grandi industrie di base esistenti, offrisse spazio ad altre attività economiche con più favorevole rapporto fra capitali investiti e lavoratori occupati. Gli interventi in aula di Giovanni Lilliu, in opposizione all'industrializzazione petrolchimica nei poli, le strenue battaglie per la difesa delle coste, le sue radicali rivendicazioni autonomistiche, coagulate attorno al tema della costante resistenziale, sono veri e propri saggi di buona politica. In un linguaggio nuovo, chiaro e fortemente personale, in taluni casi lirico, mai banale e soprattutto sempre rigoroso. I resoconti verranno puntualmente stampati in piccoli fascicoli e inviati agli amici e dirigenti di partito. Io li conservo gelosamente. La collocazione partitica non impedì a Lilliu in quegli anni di coltivare una rete estesissima di relazioni con esponenti di diverse formazioni politiche, e in particolare con i movimenti neosardisti, impegnati nella questione della lingua sarda e di una nuova stagione dell'autonomia della Sardegna. Due dei temi più frequentemente trattati da Il Popolo Sardo, la rivista fondata e diretta da Riuccio Carta. Da quel foglio richiama la democrazia cristiana ad esercitarsi nella politica dei valori, della competizione ideale, dei progetti innovativi, guardando alla società più che al potere nei suoi aspetti deteriori. Partecipa intensamente al dibattito politico e culturale animato dal circolo Città Campagna, creato nel 1968 da Eliseo Spiga e Antonello Sata, e diventa assiduo collaboratore del periodico Nazione Sarda, creato nel 1977 e diretto dallo stesso Antonello Sata, intervenendo in particolare sul tema del bilinguismo. Sosteneva che la lingua sarda era la più forte ed essenziale componente del ricchissimo patrimonio di tradizioni e memorie popolari sarde, fondamento naturale dell'identità e del diritto all'esistenza dei sardi come nazionalità e come popolo. E ancora, esiste uno stretto legame tra la costante resistenziale e l'idea di nazione sarda, così come ho verificato tutta la vita con gli scavi archeologici.
nei diversi luoghi in cui opera sviluppa analisi, traccia scenari, indica nuovi orizzonti politici, dalla difesa della qualità ambientale all'identità mediterranea, alla suggestione di un'autonomia sarda che partecipa all'Unione Europea nel ruolo di mediatore pacifico con i paesi mediterranei dall'altra sponda. Era il 1975 e rivolto a una platea di giovani auspicava che in questo mare inquietto possa montare un ordine nuovo, con effetto liberante di quell'umanità giovane e determinata che va risalendo alla ribalta della nuova storia del pianeta. In Consiglio regionale si occupa con grande impegno, a volte proponendoli di persona, adoperandosi per portarle a compimento, di alcune operazioni politico-culturali di straordinaria lungimiranza. È il caso della legge istitutiva dell'Istituto regionale etnografico di Nuoro. Nelle sue parole in Consiglio, richiamava prima l'onorevole Comandini, illustrando la proposta di legge, richiama le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna, perché per la prima volta, diceva, vengono riconosciuti i valori delle tradizioni locali non come tratti negativi di una civiltà e di una società ritenuta inferiore, ma come elementi positivi necessari, se correttamente interpretati e ben usati, per attuare le riforme sociali e il rinnovamento del costume in modo democratico e pacifico. Abbiamo pensato, diceva Lelliu, a ricerche e studi riferiti non soltanto ad espressioni tradizionali, che sono certi di grande speciale rilevanza e concorrono a forgiare la pluralità anche del nostro mondo culturale moderno, sia pure come dislivelli interni alla società contemporanea, facendo ancora storia nella dinamica e nella circolazione culturale totale dell'isola, ma volti pure a indagare le trasformazioni della vita sociale e popolare d'oggi, finalizzando la conoscenza scientifica alla rinascita della Sardegna, secondo il concetto di stretta aderenza di cultura e politica. Nel 1975, con l'insediamento del primo consiglio di amministrazione e con l'approvazione dello statuto, inizia la navigazione nel mare non particolarmente entusiasta della cultura sarda, di un ente che con sede a Nuoro e non a Cagliari o Sassari, mirava a condurre un'autonoma azione di studi e ricerche proprio delle strutture universitarie senza essere università. La nascita di un ente regionale dedicato all'etnografia, primo in Italia, rappresentò un fatto estremamente innovativo. Ancora una volta Giovanni Lelliu diede prova di preveggenza e di modernità culturale in anni nei quali si guardava al futuro della società occidentale come a un processo di inarrestabile sviluppo economico fondato sulle grandi concentrazioni industriali e sul modello sociale metropolitano. Egli promuoveva la creazione di un ente volto allo studio e alla valorizzazione dei saperi e della cultura locale e regionale. Nel gennaio del 1980 io divenni sindaco di Nuoro e in quanto tale partecipe del consiglio direttivo e avendo conosciuto Lelliu negli incontri di Forze Nuove cominciai a chiedergli consigli e suggerimenti che arrivarono abbondanti e nonostante la differenza d'anagrafe diventammo molto amici. Nel 1982 Giovanni Lelliu assume la presidenza dell'istituto che conserverà per un decennio e l'etnografico prende il volo. Con la sua presidenza diventa davvero un centro di ricerca e di organizzazione di cultura con forza e notorietà internazionale, con la creazione di un'ottima biblioteca demo-etnoantropologica, l'attività editoriale, la gestione della Casa Museo Grazia Deledda e ancora il Festival internazionale biennale di film etnografici, nato nel 1982, considerato oggi il più vecchio festival di cinema etnografico in Europa e uno dei più conosciuti e apprezzati in campo internazionale. Lelliu è stato anche consigliere comunale di Cagliari dal 75 al 1980. Anche in quel ruolo lascia un segno di grande rilievo, animando la trasformazione del vecchio arsenale del castello di Cagliari nell'attuale cittadella dei musei. Ma di quell'esperienza di consigliere comunale voglio ricordare le battaglie per la tutela dei beni culturali e ambientali. Per tutti basti citare il famoso discorso, anche questo presente
nella collezione dei miei opuscoletti, contro il progetto di installazione di un depuratore a Mollentargius, una straordinaria lezione di passione civile e di autonomia di pensiero. Acume piglio politico ha saputo usare Lilliu quando ha svolto le funzioni di docente, di redattore di istituto, di preside nella facoltà di lettere e filosofia di Cagliari, specialmente in anni difficili come il 68, facendosi stimare da tutte le parti politiche e culturali anche opposte. Lelio è stato a lungo, nei primi anni postbellici, fino ai suoi 90 anni, anche uno pubblicista, commentatore politico-culturale, divulgatore sui quotidiani per i d'oggi, soprattutto sardi, a cominciare dai due maggiori e storici quotidiani, a dimostrazione del fatto che alla sua notoria bonomia si accompagnava una irriducibile rigore etico-politico. Mi piace ricordare che le sue collaborazioni regolari all'Unione Sarda cessarono repentinamente quando la proprietà pretese la censura delle critiche all'industria petrolchimica in Sardegna. Nel 1990 diventa membro dell'Accademia dei Lincei, nel 2007 il Presidente della Regione gli conferisce l'onorificenza di Sardus Pater per l'impegno civile a favore delle identità sarde. Oltre che uomo di scienza e di scuola, Giovanni Lelio è stato un ineguagliabile operatore politico-culturale, un sardo impegnato nella sua comunità ma insieme aperto al mondo intero. È straordinaria la forza e la passione con la quale ha reso partecipe del suo pensiero e del significato delle sue scoperte questa comunità. Lo ha fatto uscendo dall'accademia e incontrando la gente comune, utilizzando in modo sistematico i media per creare una nuova coscienza di popolo basata sulla consapevolezza che essere sardi significa prima di tutto sentirsi eredi e custodi di un grande passato, un profeta e un visionario, con lo sguardo rivolto verso il nostro passato più lontano, ma soprattutto verso il nostro futuro, un futuro che possiamo costruire, ci ha insegnato Lelliu, solo se consapevoli della nostra storia. Grazie. Io ringrazio Antonello Soro e bene abbiamo fatto a chiamare lui, che è stato testimone diretto di una relazione politica che non deve essere stata semplice dentro un partito, perché il pensiero di Giovanni Lilliu, per essere così attuale attualmente, sembrando inattuale, essendo inattuale diventa attualissimo, è proprio quello di essere stato eterodosso anche rispetto ad alcune posizioni. Lo dico perché chiunque l'abbia poi avuto come maestro dal 1968 in poi, dall'ottobre del 1900, lo ha visto impegnato dalla parte sempre degli studenti, e la differenza d'età non è stata mai un limite, e la nostra ossessione in questo museo di celebrare genealogie che sono quelle che poi analizzandole diventano generative di cose nuove, ci ha portato qui. La complessità che Antonello Soro ci ha raccontato di una stagione, di un uomo e di intellettuali preurbani e urbani, senza differenze geografiche, l'idea geniale di dislocare l'Israele a Nuoro, e cioè praticando quello che l'Europa già stava facendo con l'università di Massa, inventare luoghi inacademici, comunitari, e avendo come esempio le grandi scuole demo-antropologiche francesi, che sono stati per lui un riferimento molto forte, perché noi siamo abituati a ragionare di lui in termini etnocentrici e non in termini un pochino più vasti, cosa che mi auguro si inizierà a fare, iniziando a costruire archivi, raccogliendo tutto il materiale sparso che immane, cioè Lelliu non ha mai voluto sottrarsi al collaborare con giornali, fogli e quant'altro. In questo aveva un predecessore straordinario che è Gramsci. Soltanto adesso si stanno riconoscendo articoli di Gramsci scritti in foglietti
e non in grandi quotidiani. Quindi una stagione, abbiamo saltato il saluto del sindaco che per non alterare questa magia, il sindaco di Cagliari lo trasmettiamo dopo a chiusura. Dunque, perché io vorrei continuare con il professor Chessa a indagare questa parte importantissima della storia della Sardegna, e alcuni di noi ci sono chiesti durante il percorso che abbiamo fatto per l'insularità, per l'inserimento del principio di insularità in Costituzione, che per alcuni politici, come dire, era un po' una cosa stravagante. In realtà si trattava di applicare l'articolo 3 della Costituzione sulle pari opportunità, non ci voleva molto. In verità l'ILIU è stato un riferimento ideale in questa, che non alterava per nulla tutto il ragionamento complesso sui temi dell'autonomia della Costituente per riscrivere lo Statuto. In tutti i casi però venivamo da una stagione di calma piatta nel dibattito intorno all'autonomia, e se il principio di insularità in Costituzione, che come ogni cosa che sta dentro la Costituzione deve essere agito dai rappresentanti del popolo e da tutta la Repubblica, se questo ha dato spinta nuova al discorso, al ragionamento sull'autonomia, ne siamo ben contenti. In tutti i casi l'ILIU è stato un pezzo fondamentale di quel percorso e anche di quelle contraddizioni. Molta sinistra, come molta democrazia cristiana, era assolutamente d'accordo che l'autonomia e la rinascita fossero la chimica e non, come qualcuno la definì, la cultura delle galline. Forse un po' corto, lo facciamo passare qua dietro così evito di strozzarvi. Siamo sempre, non ci arriviamo. Ci cambiamo di posto. Sì, a me Maria Antonietta ha posto una questione di non poco momento: legare la riflessione di Giovanni Lilliu a temi che sono di strettissima attualità, come l'insularità o come il tema dell'autonomia, che è sempre attuale, sempre attualissimo. Io non parlerò di Giovanni Lilliu, dell'impegno autonomistico di Giovanni Lilliu come uomo politico, perché abbiamo già sentito delle cose importanti da parte dell'onorevole Soro. Mi sono posto invece una domanda, cioè se ci sia una riflessione di Giovanni Lilliu sul tema dell'autonomia che sia peculiare, originale, e che per questo motivo meriti di essere considerata, discussa, trasmessa. Lilliu aveva un'idea, aveva un pensiero sulla sardità e su quello che egli riteneva fosse il tratto specifico della sardità, ossia la costante resistenziale dei sardi. Ecco, può essere interessante legare questi due momenti della riflessione di Lilliu. La costante resistenziale dei sardi fa parte dello stesso arco di pensiero che tocca anche il tema dell'autonomia. Le due tematiche sono strettamente collegate in Lilliu. Ci sono alcuni indizi, a mio avviso, particolarmente significativi. Pubblicazioni degli anni 70, c'è un articolo del 1970 pubblicato in Quaderni di Incontri, che era, se non ricordo male, una rivista della sinistra democristiana, articolo poi ripubblicato nel 1972 in Cultura e Politica, e che recava il titolo eloquente di Resistenza e autonomia. Ecco, quindi c'era il proposito programmatico di legare questi due termini, come se fossero le due facce di una stessa medaglia o i profili di uno stesso prisma. Ora, il dato interessante è che in questi lavori, non è l'unico, ce ne sono anche degli altri, perché poi questi temi costituiscono un po' un filo conduttore. Ecco, il dato interessante è che in questo articolo, quando Lilliu utilizza il termine resistenza, si riferisce non soltanto alla resistenza dei sardi, cioè alla costante resistenziale, ma si riferisce anche alla resistenza, permettetemelo,
con la R maiuscola, no? La resistenza come fatto storico, quella del 43 e quella del 45. Ed è interessante vedere come Liliu collega la resistenza da cui nacque la Repubblica Italiana con la costante resistenziale dei sardi. E l'autonomia è il termine medio, il termine che collega queste due diverse forme di resistenza, che poi così diverse non sono. Ora, anzitutto, Liliu si pone un problema. Ecco, il dialogo coi giovani, lo ricordava anche Maria Antonietta prima. E l'articolo esordisce con una domanda: ma questi temi, la resistenza e l'autonomia, possono essere di un qualche interesse per i giovani di oggi? I giovani d'oggi erano i giovani di 50 anni fa, anzi i giovani di 52 anni fa, nel 1970. E Liu dice: la battaglia per la resistenza è una battaglia vinta, ma è una battaglia vecchia, di 25 anni prima. E i giovani di oggi, del 1970, sono impegnati in battaglie nuove, e in battaglie che hanno una posta in gioco altissima. E forse ai giovani d'oggi la battaglia dell'autonomia non interessa tanto, perché i giovani d'oggi, mi sono appuntato alcune frasi di Liliu, sono preoccupati della sofferenza del mondo, sono battaglie dirette a raccogliere il grido di dolore dell'internazionale della fame, e quindi sono lotte del complesso mondiale degli oppressi e anelanti a farsi da sé in una libertà che non hanno ancora. Ecco, Giovanni Liliu ha ben presente i giovani del 1970. Qua il riferimento non troppo nascosto è alla lotta di classe, che è una lotta internazionale, non è una lotta... E quindi qua i giovani, insomma, i giovani vogliono rovesciare, una parte dei giovani hanno come obiettivo, se non quello di rovesciare, di mettere in discussione il sistema capitalistico. E quindi come possiamo noi continuare a proporre una battaglia che è tutto sommato limitata, quella dell'autonomia? E allora qui inizia l'operazione, che è molto interessante, di Liliu, perché in tutta la prima parte di questo lavoro cerca di dimostrare come la resistenza, quella del 43 e del 45, fosse una battaglia per l'autonomia. Anzitutto per l'autonomia inteso come democrazia, perché l'autonomia, come le sappiamo, è una parola greca, autonomos, che significa dare legge a se stessi. Il valore fondante della democrazia, prima ancora che il potere del popolo, è l'autodeterminazione, il decidere per sé. No? La democrazia è quel sistema politico nel quale le persone conquistano l'autonomia. Però poi Liliu si chiede: ma l'autonomia in senso più preciso, cioè l'autonomia delle regioni, dei comuni, delle province, degli enti territoriali, ecco, anche questa fu una battaglia della resistenza? E qui la risposta si fece un po' incerta, perché Liliu era consapevole che non soltanto i resistenti, ma anche poi le forze costituenti erano profondamente divise sul punto. C'era un fronte unitario, no? Che ancora guardava con favore al modello organizzativo dello Stato unitario, e qui è interessante perché Liliu, come dire, individua il capo, diciamo così, carismatico del fronte unitario nel liberal conservatore Nitti, il quale aveva una posizione mediatrice, cito testualmente Liliu, tra il padronato industriale egemone del nord Italia e la borghesia agraria del sud, e pertanto centralista e unitaria ad oltranza a causa del patto economico e sociale capitalistico. Ora, la cosa che più colpisce è il tipo di linguaggio e di analisi adoperate da Liliu, termini e concetti che oggi non sentiamo più neanche nella bocca della sinistra più radicale, e che in quegli anni abbondavano senza complessi e senza pregiudizi anche nelle parole di esponenti della DC, quale Liliu era, seppure della sinistra democristiana. Insomma, lo Stato unitario è l'alleanza fra il capitalismo agrario del meridione e il capitalismo industriale del settentrione. E questa alleanza va spezzata, perché se non si spezza questa alleanza non è possibile nessuna riforma sociale, la prima delle quali la riforma agraria. Ora, il dato paradossale qual era però? Che anche le forze socialcomuniste erano per lo Stato unitario. E qui era il paradosso. I comunisti e i socialisti non guardavano con favore allo Stato regionale,
per ragioni speculari ma opposte. C'era come una specie di convergenza delle ali estreme. A destra e a sinistra si temeva la frammentazione dell'indirizzo politico statale. Se l'indirizzo politico nazionale si disperde, diventa difficile a destra usare questo indirizzo politico per difendere le esigenze del capitale e a sinistra diventa impossibile realizzare le riforme sociali. Quindi ci fu questa convergenza. Sappiamo che invece in Assemblea Costituente a favore del principio autonomistico, del regionalismo, c'erano, a parte GL, il Partito d'Azione, e quindi in Sardegna il Partito Sardo d'Azione, ma anche la Democrazia Cristiana. E qui io, come dire, sono di la mia famiglia, insomma, culturalmente io sono di tradizione comunista, diciamo così, per quello che può significare ancora questo termine. È la storia politica della mia famiglia e in parte anche la mia storia politica, però devo riconoscere che l'intuizione della Democrazia Cristiana in Assemblea Costituente fu l'intuizione giusta. E qui Liliu lo ricorda benissimo, perché dice che il fascismo fu il prodotto esasperato della centralizzazione dello Stato unitario, e aveva ragione. E il fascismo era centralizzante e quindi bisognava superare radicalmente quell'esperienza, moltiplicando le sedi di controllo democratico e avvicinando il potere democratico ai cittadini. Non viene mai utilizzata la parola sussidiarietà, ma noi sappiamo che faceva parte comunque della dottrina sociale cattolica, e il principio che viene affermato è quello. E poi, sempre Liliu, questa volta però riportando adesivamente un'opinione che era già in Lussu, perché è molto importante il dialogo fra Liliu e Lussu, importantissimo. Scrive, ecco, la riforma in senso autonomistico avrebbe avviato la soluzione del problema del Mezzogiorno, spezzando l'alleanza dei padroni, voluta e mantenuta saldamente dallo Stato liberale prima e dallo Stato centralizzato e autoritario dopo. Insomma, c'è un nesso organico tra resistenza, autonomia e Stato regionale. Ecco, questa è un'intuizione fondamentale, un'intuizione importante. Lo Stato regionale serve per realizzare una democrazia progressiva, una democrazia espansiva, una democrazia socialmente orientata, ed è un'intuizione che, ripeto, le forze socialcomuniste in Assemblea Costituente purtroppo non ebbero. Poi sappiamo quale linea prevalse. La nostra Costituzione prevede uno Stato regionale, fra i principi fondamentali enuncia il principio autonomistico, la Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ho voluto leggere l'articolo 5 perché è la chiave di volta del nostro disegno autonomista, perché enuncia una distinzione fondamentale che è sempre utile tenere a mente, quella fra autonomia e decentramento, ed è utile da tenere a mente perché spesso le conquiste vengono scambiate per conquiste di autonomia, quelle che invece sono soltanto soluzioni di decentramento. Decentramento significa spostare le funzioni dal centro alla periferia, ma mantenere al centro la guida politica e amministrativa di queste funzioni. Autonomia invece significa non soltanto spostare le competenze dal centro alla periferia, ma spostare in periferia anche la guida politica di queste funzioni insieme alle risorse che occorrono per esercitarle. Ecco, Liliu aveva consapevolezza profonda di questa distinzione. Sapeva cos'era il principio autonomistico, e tant'è vero che la sua critica dei primi 20 anni di processo autonomistico sardo fanno leva proprio su queste categorie, su questi concetti. E in numerosi lavori Liliu lamenta quali fossero i problemi, gli intoppi, le contraddizioni, le marce indietro del principio autonomistico. Qui c'è un'analisi molto interessante. Liliu dice, come dire, quasi in qualche modo ricordando Ficco, no? La natura delle cose sta nel loro nascimento. Ecco, il problema dell'autonomia sarda era all'origine. La consulta sarda, che aveva ricevuto l'incarico di predisporre la bozza di statuto speciale, lavorò timidamente, addirittura respinse una bozza di statuto proposta dalla consulta nazionale e molto avanzata nelle soluzioni autonomistiche, era una bozza
che era ricalcata sullo Statuto siciliano che era stato appena approvato in Assemblea Costituente, e la Consulta sarda respinse quella proposta perché riteneva fosse necessario ancora una ponderatezza, una meditazione. Insomma, furono molto timidi i sardi che si occuparono di definire la propria autonomia. Perché? E lì una spiegazione la offre, perché in Sardegna non ci fu la resistenza. Scrisse Lilliu: qui non si ebbero se non sporadici scontri armati con i tedeschi, non corse sangue tra partigiani repubblichini. La Sardegna rimase sostanzialmente indenne dai lutti, dalle feroce, dalle passioni esaltanti della guerra civile italiana. E questo, più che nuocere, più che giovare, ha nociuto alla causa dell'autonomia sarda, perché le ha sottratto stimoli, coraggio e impeto e carica di rottura. E poi c'è un'immagine, no, che rivela ancora una volta quanto efficace e potente fosse Lilliu scrittore. Il lancio di questo missile autonomistico, l'autonomia sarda, scagliato verso gli spazi dell'avvenire della Sardegna, sembra essere stato effettuato senza la carica di propellente idoneo a mantenerlo in orbita. Un'immagine efficacissima e anche, insomma, avveniristica, no? Del resto quelli erano gli anni delle esplorazioni spaziali, insomma, lo sbarco sulla Luna, e quindi questa immagine dell'autonomia come di un missile lanciato nello spazio che però non ha carburante per andare avanti era, perlomeno per quei tempi, ma ancora oggi, molto efficace. Ma quali erano esattamente i problemi? A parte la timidezza iniziale dei costituenti sardi, o meglio, dei membri della Consulta sarda. Primo problema, la forza d'inerzia. Lo Stato italiano era ancora pervaso da tendenze centralistiche. Molti organi costituzionali non avevano ancora introiettato una sensibilità autonomistica, e lì Lilliu punta il dito sulla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non sta facendo la sua parte. Ogni volta che c'è un conflitto fra legge statale e legge regionale, la tendenza è far prevalere la legge statale. Altro dato strutturale importante: i partiti sardi, a parte il Partito Sardo d'Azione, sono partiti nazionali e quindi partiti subordinati alle direttive delle segreterie politiche nazionali, e questo è chiaramente una zavorra per il processo autonomistico. E tuttavia, nonostante questo giudizio negativo, comunque Lilliu riteneva che sull'autonomia si dovesse scommettere, che fosse quello l'impegno politico, o dovesse essere quello l'impegno politico prioritario dei sardi. E qui si collega la riflessione con la costante resistenziale sarda. Qui c'è l'aggancio fra le due tematiche. Ora, cos'è la costante resistenziale sarda? È una formula che, come sappiamo, è coniata da Lilliu e che ritorna in diversi suoi scritti, a partire da quelli più scientifici sull'archeologia antica. La civiltà dei sardi ricorre già a questa formula. Ecco, la costante resistenziale è una tendenza spirituale del popolo sardo, che si sarebbe manifestata già nella storia antichissima con le prime dominazioni puniche romane, e che poi si sarebbe riproposta costantemente nei secoli a venire anche con le altre dominazioni bizantine, pisane, spagnole, sabaude. E che cosa è? I sardi, precisa Lilliu, sono sempre stati dominati. I sardi sono sempre stati dominati, però hanno sempre opposto ai dominatori il graffio della resistenza, cioè hanno sempre opposto una ferma resistenza alla pretesa dei dominatori di conculcare l'identità sarda, e quindi hanno mantenuto nei secoli un'autenticità, una peculiarità irriducibile. Per Lilliu, infatti, e lo cito testualmente, la resistenza sarda sta nello sforzo di evitare la cattura e l'integrazione. Ma cattura di cosa? E Lilliu lo precisa: la cattura dei valori locali, della lingua, del costume, dell'anima e della cultura. E resistere all'integrazione in cosa? Anche qui Lilliu lo precisa: integrazione in pseudo-civiltà, prive di autentici valori umani, sirene eccitanti e ammaleatrici che nascondono profitti, speculazioni, tirannie e monopoli di strutture egemoniche. Insomma,
scrive sempre Lilliu, la resistenza nostra sta nel preservare ed esaltare le radici, cioè il nostro essere originario, senza di che siamo destinati a scomparire. Diventeremo un popolo morto come gli Aztechi, gli Indios e tanti altri. Ora, francamente, bisogna essere franchi, le parole di Lilliu sono molto belle, però io non so dire se veramente la costante resistenziale sia una peculiarità dei sardi in quanto sardi, o se invece sia tipico di ogni comunità relativamente isolata, di ogni comunità lontana dai grandi flussi umani, dalle grandi reti di comunicazione, dei traffici. Probabilmente tutte le genti che per ragioni geografiche hanno maggiori difficoltà a entrare in comunicazione con altre genti, conservano più a lungo le loro peculiarità, le loro tradizioni, usanze, il loro carattere spirituale. E probabilmente ciò in proporzione al grado di isolamento. Insomma, io penso che la costante resistenziale delle popolazioni amazzoniche sia stata addirittura più pronunciata di quella dei sardi. Ora, non voglio essere polemico, ma secondo me non è interessante stabilire se la tesi di Lilliu fosse accurata sul piano storico. Per certi versi c'è da dubitarne, no? Come si possono tenere assieme due asserzioni? L'asserzione che i sardi delle montagne hanno resistito alla dominazione romana e poi però i sardi delle montagne sono quelli che parlano la lingua neolatina più conservativa. Ecco, questa è una contraddizione che comunque esiste, ma ripeto, non è importante l'accuratezza del fatto storico, è importante sottolineare che per Lilliu la costante resistenziale più che un fatto è un valore e questo valore acquista significati diversi nelle diverse epoche storiche. E allora Lilliu si chiede che valore ha oggi la costante resistenziale, che non può essere quello che poteva avere durante la dominazione romana. E qui c'è un passaggio. Lilliu dice: la resistenza nostra sta nella forza morale e culturale di reagire alla violenza capitalistica esterna. Ecco, quindi capiamo quali sono le pseudo civiltà nelle quali non bisogna farsi integrare. Sono le società dove prevale l'omologazione culturale, dove c'è l'edonismo dei consumi, dove c'è come dire, un livellamento generalizzato della diversità umana su un modello antropologico unico, quello dell'homo economicus et gaudens. Ecco, qual è la via, e vado alla chiusura, qual è la via maestra per mantenere sempre viva la resistenza sarda? L'autonomia. Ma quale autonomia? Ora, noi oggi sappiamo che ci sono due autonomie. È un dibattito relativamente recente, però l'autonomia può significare o che io sono separato, autonomo, perché ho competenze mie che mi consentono di decidere da me, ho una sfera di competenza che è sottratta a intromissioni esterne, e questa è un'autonomia negativa. Oppure l'autonomia può essere anche positiva, cioè partecipare a processi decisionali che vanno oltre l'ambito locale ma che ricadono nell'ambito locale. Ecco, nel primo caso l'autonomia si tutela attribuendo competenze proprie, esclusive. Nel secondo caso invece creando dei rapporti collaborativi, delle integrazioni decisionali fra centro e periferia. Ecco, queste sono distinzioni molto attuali delle quali ancora non si aveva piena consapevolezza nel dibattito autonomistico degli anni 70, però Lilliu prefigura questa distinzione e dice: noi abbiamo bisogno dell'autonomia non soltanto per conservare la nostra peculiarità, cioè per decidere da noi, e rivendica in maniera particolare le competenze in materia di istruzione che nello statuto non erano riconosciute, ma poi con, come dire, un'intuizione profetica dice: lo Stato regionale, vedrete, metterà le regioni le une contro le altre. Ecco, lui aveva già previsto la deriva competitiva e differenziata del regionalismo italiano. E la soluzione qual è? Consentire ai sardi di partecipare non soltanto alle decisioni della Sardegna, ma alle decisioni nazionali. Ecco, autonomia positiva e autonomia negativa, che, e chiudo, ci dice anche quale fosse alla fine la visione di Lilliu della costante resistenziale sarda. Ecco, l'autenticità sarda per Lilliu non è un elemento statico,
che va difeso nella sua identità immobile, ma è un elemento dinamico che si proietta nel futuro, che evolve, che si sviluppa. E quindi non deve più intendersi come chiusura autoprotettiva, ma come apertura. Grazie. Favorevoli con noi, visto la densità di pensiero che stiamo ascoltando, e dunque mi sembra più maggiore la necessità, con Caterina e con Cecilia, ne abbiamo accennato anche l'altro giorno a Barumini, di iniziare a costruire gli archivi e la raccolta delle fonti su Giovanni Lilliu. Noi abbiamo questa grande responsabilità in questo momento, il museo in primis, ma anche le famiglie di protagonisti così importanti, quello di rendere disponibili i materiali, di raccoglierli, di schedarli, di fare analisi archivistiche per vedere anche come alcuni pensieri si sono generati. Insomma, a Cagliari negli anni 50, a parte che nel secondo dopoguerra tra Gennaro Pesce, Giovanni Lilliu, Ranuccio Bianchi Bandinelli, poi è arrivato Gemonat, poi è arrivato Ernesto De Martino, uno un po' il capogiro se lo fa venire. Da poco è uscito un libro che abbiamo ricevuto da Londra di molti studiosi inglesi, sul ruolo, ad esempio, di Antonio Gramsci sull'influenza nei dialoghi di archeologia di Ranuccio Bianchi Bandinelli. I suoi allievi erano i nostri maestri. A Cagliari sono accadute molte cose. Noi non abbiamo ancora interconnesso il rapporto tra Giovanni Lilliu, Cirese, Maltese, tutte le persone, Gemonat che stava al comune di Cagliari, cioè era consigliere comunale Ludovico Gemonat a Cagliari. Ecco, questo ancora è tutto da costruire, ma ha osservato Omar Chessa che in realtà se uno va a leggere i documenti della consulta per arrivare allo statuto, noi abbiamo in uno dei dialoghi invitato la dottoressa Cocortu, già direttrice dell'Archivio di Stato, ad illustrare alcuni documenti, e si vede che aveva ragione Giovanni Lilliu, erano poche consultazioni, era un missile con poco carburante, ma molto poco, cioè a vedere quelle carte come ci sono state mostrate, in effetti c'era un dibattito molto lieve, esploso poi negli anni 50 e successivamente, quindi è una strada da percorrere. E d'altra parte, anche da un punto di vista, come dire, della storia della Sardegna antica, l'imprinting del suo atteggiamento e di quelli che lui ha chiamato e che la facoltà in questo momento ha chiamato da ovunque a essere maestri a Cagliari ha fatto sì che quando alcuni di noi sono iscritti all'università i materiali più antichi erano intorno a 3.000-4.000 a.C., oggi parliamo di una sequenza senza soluzione di continuità, come ci dirà tra non molto Carlo Lullier, dal Neolitico, ma il tardantico, ma l'alto medioevo, altro che zone buie, sono state zone luminosissime della nostra storia. Io mi riferisco alle cose di cui appunto personalmente mi sono occupata, quindi si è aperta una strada straordinaria. Ecco, io preferirei dire in questo momento che l'analisi di confronto tra il pensiero di quanti sono capitati qui e l'incidenza, ad esempio, del concetto di etnos, così come Fanon, ma il rapporto con Eliseo Spira, anche con un movimentismo a volte che è stato giudicato anche pericoloso, è stato giudicato fuori norma, insomma. Ecco, lui le ha praticate alcune strade, le ha viste. Ecco, si tratta di iniziare un percorso di analisi e noi scopriremo davvero molto del suo pensiero. Carlo Lullier, a nome del rettore di Cagliari, se ti vuoi associare a noi ci fa molto piacere. Lullier è uno studioso delle parti più antiche della storia della Sardegna,
credo che bisogna anche smettere di dire preistoria, protostoria delle parti più antiche e iniziare ad adattarle diversamente e a viverle diversamente. Grazie Maria Antonietta, grazie a tutti per questa opportunità. Sono indegnamente qui a rappresentare il magnifico rettore che per impegni istituzionali improcrastinabili non ha potuto presenziare e quindi se ne scusa e manda i suoi saluti insomma a tutti. Indegnamente perché devo tracciare in poche parole un profilo di scienziato e di accademico di Giovanni Lilliu, che è una figura ovviamente imbarazzante per la sua dimensione, per la sua poliedricità, per la sua capacità cioè di gestire un pensiero, come abbiamo visto oggi anche negli interventi precedenti, che va ben oltre la semplice ricerca storica, la ricerca archeologica. E la sua figura diciamo, monumentale nasce proprio nella necessità che lui percepì quando giovanissimo prese il primo incarico di supplente, peraltro di archeologia e storia dell'arte greca e romana, in supplenza appunto di Pallottino, che era stato impegnato in altra attività nel 1944, iniziò a prendere contatto con una realtà archeologica regionale che sostanzialmente era priva di una sua struttura organica, anche perché si usciva da un momento storico, quello diciamo permeato di crocianesimo, in cui si negava una certa validità anche di scienza all'archeologia e alla preistoria ancora meno, e in cui si riteneva che fosse inconcepibile con una storia locale, una storia regionale. Il suo sforzo enorme fu proprio quello di creare, raccogliendo i dati e l'eredità ovviamente di chi l'ha preceduto, insomma dei padri storici dell'archeologia ottocentesca e del primo Novecento, di dare appunto organicità a questa storia regionale, di costruirla. E la vicenda pionieristica insomma dello scavo di Sunuragi, irripetibile per modalità e tempi di realizzazione, è proprio emblematica di questa volontà, di questo sforzo, che coincide proprio con la sua presa di servizio di docente prima straordinario di antichità sarde, sintomaticamente una disciplina con una denominazione che sottolinea anche sulla spinta della Regione Autonoma della Sardegna, che ha caldeggiato l'istituzione di questa cattedra, la volontà appunto, e la pagò esattamente come pagò l'altra cattedra di linguistica sarda, che creò il parallelo diciamo con anche il sodalizio personale tra Lilliu e Antonio Sanna appunto nella ricostruzione di questa immagine regionale, della storia regionale che non esisteva. E la sua attività, ripeto, che nel 1955 vide l'inizio appunto di una storia accademica luminosa, che lo porta poi ai massimi risultati mai raggiunti da uno studioso sardo, all'Accademia Lencen nel 1990, è una carriera costellata appunto da iniziative di ricerca sul terreno, ma anche di strutturazione proprio degli elementi base per costruire una ricerca del passato, che passa attraverso l'istituzione appunto dell'Istituto di Antichità, Archeologia e Arte all'interno della facoltà, passa attraverso la caldeggiata realizzazione del complesso della cittadella dei musei, che sintomaticamente oggi viene a lui intitolata, con questo doppio ponte che costituisce un po' la base anche della sua attività formativa, della sua attività formativa di ricercatore e di studioso, il doppio ponte tra il Ministero della Cultura e quello dell'Istruzione, e cioè il ruolo di funzionario nella sovrintendenza all'antichità della Sardegna nel 1944 e l'incarico appunto di supplente all'università nello stesso anno. Questa doppia posizione diciamo che gli consentì di adire appunto a delle scoperte straordinarie, manifestò immediatamente la sua modernità di studioso. Lui era allievo di Gorrellini, uno delle più grandi autorità diciamo, della preistoria del Novecento, che ebbe un merito insomma, riconosciuto universalmente nella fondazione appunto della preistoria italiana, e la sua reazione appunto alla
immagine della preistoria costruita dal Patroni soprattutto fu particolarmente vibrante nel recupero anche di figure misconosciute, no? Che lo avevano preceduto sul terreno regionale, per esempio Taramelli e tutta l'attività del Taramelli. Nella sua costruzione quindi di questo quadro regionale si vede un'impronta progressivamente di emancipazione da un principio di subalternità di un'isola di Sardegna che inizialmente viene descritta ancora nel 1963 come un'isola marginalizzata rispetto ai grandi percorsi, no, di civiltà, in cui germina appunto questo concetto fortemente improntato da un determinismo ambientale, in cui la ostilità di un territorio aspro, un territorio marginale, tempra e permea il carattere proprio di una popolazione. E questa immagine appunto di marginalità e di isolamento che detta i caratteri della cosiddetta barbarie di cui si faceva accenno prima, della popolazione sarda rispetto al quadro delle grandi civiltà orientali, soprattutto civiltà egee o del vicino Oriente, che ricordiamo in quegli anni peraltro portano alla ribalta, diciamo, delle scoperte eccezionali, straordinarie. Ecco, questo principio di subalternità, di isolamento e marginalità progressivamente si evolve verso un senso appunto di costante resistenziale, come è stato citato nella sua, diciamo, declinazione politica, ma che in ambito archeologico lo porta a riabilitare appunto la posizione della Sardegna nuragica in particolare nei confronti appunto del quadro mediterraneo più ampio. E l'episodio della scoperta nel 1967 delle prime statue di Monti Brown, in cui l'Illiu ebbe un ruolo diciamo essenziale e che convertì immediatamente in conoscenza, contrariamente a quanto polemicamente è stato da più parti sostenuto, portò alla ribalta immediatamente nella loro importanza, nel loro valore. Ecco, questa scoperta, diciamo, emblematica perché avvia questo principio di revisione, no, della immagine di un popolo isolato, e invece ne fa diciamo, la base ideologica per una posizione di resistenza nei confronti delle civiltà storiche, diciamo, che sono succedute con un approccio ovviamente interviene molto spesso anche su riviste di ampia divulgazione, anche scrivendo in sardo, perché ovviamente ritiene che questa sia diciamo, la formula, il canale più immediato per far affermare quei principi di cui stiamo parlando. La modernità come scienziato, ovviamente è il primo, per esempio, che in Sardegna fa esplicitamente il ricorso al metodo stratigrafico, nel 1955, quando subentra alla direzione della rivista di studi sardi come direttore, pubblica la monografia sulla stratigrafia nuragica del nuraga di Barumini, dà prova anche del possesso ormai di una serie di strumenti molto precoci, no, nella ricerca archeologica scientifica moderna, come per esempio l'adozione del metodo del radiocarbonio per datare il mastio del nuraghe su Nuraci. Stiamo parlando di un utilizzo di un metodo scientifico che aveva avuto praticamente la sua formulazione soltanto 7 anni prima e che soltanto 6 anni dopo portò a Frank Libby il premio Nobel per la chimica, per aver appunto messo a punto questo sistema. E questo fa vedere come l'Illiu, che per certi aspetti poteva sembrare anche in parte chiuso nel suo diciamo, impegno a costruire un quadro organico, ripeto, della storia, della più antica storia regionale, poi in realtà partecipasse appieno, no, della temperie culturale e scientifica del mondo internazionale. E questo suo
questo suo afflato, diciamo, questa sua esigenza ad aprirsi verso l'esterno, lo porta nel 1977 a pubblicare un lavoro sul quale avrebbe voluto negli ultimi anni della sua vita ritornare per una riedizione con Schubert, cioè la riedizione delle civiltà mediterranee, edito nel 1977, che dà un'idea di questa volontà di leggere la storia ormai maturata non più come un'entità isolata di rifugio, ma come la storia della Sardegna, ma come una storia in dialogo costante con la realtà mediterranea più ampia. Cosa dire dal punto di vista strutturale? Abbiamo detto che Liliu fece tantissimo come accademico, ma in una posizione piuttosto riservata, cioè non volle mai approfittare della sua posizione di intellettuale di sicura diciamo, di riconoscimento pubblico nella sua autorevolezza scientifica per fare, diciamo, parte per sé. Non vuole mai, cioè, portare alla sua parrocchia le risorse che avrebbe potuto, delle quali avrebbe potuto disporre, che avrebbe potuto chiedere. E questo si segnala quando ancora alla fine degli anni 80, degli anni 70, inizi degli anni 80, lamenta dall'interno dell'Accademia verso il Ministero della Cultura la possibilità di avere riconoscimenti per strutture e per infrastrutture anche personali, per avviare una ricerca di catalogo che lui personalmente con la sua posizione accademico ha avviato in Sardegna già dagli anni 40 e con l'istituzione della cattedra ha avviato un catalogo capillare di tutte le emergenze archeologiche preistoriche e protostoriche della Sardegna. Avrebbe voluto che questo obiettivo di ricerca venisse strutturato all'interno dell'Accademia con una serie di dotazioni strutturali. Ecco, però la sua richiesta avviene sempre in termini molto, diciamo, di servizio, molto istituzionali e assai poco propensa appunto a far valere la sua persona. Sulla figura di Liliu come docente, io ho avuto la fortuna, diciamo, di essere uno degli ultimi a seguire i suoi corsi, prima della sua quiescenza. Ricordo che aveva una posizione, ma forse su questo interverranno altri dopo di me, quindi non voglio rubare spazio, esatto. Voglio solo ricordare che la sua posizione è veramente di distanza dal punto di vista del docente in cattedra, poi si annullava completamente nel momento in cui sul terreno ci portava appunto a visitare i monumenti e a quel punto diventava di una disponibilità e di una umiltà veramente sorprendente. Assolutamente, infatti ricordo che in occasione del suo 75esimo compleanno, in una visita che lui aveva organizzato ai monumenti di Foni, su cui tanto ha operato anche successivamente, insomma, alla fortuna che ebbe a Barumini per integrare appunto e aggiornare le conoscenze sulla civiltà nuragica anche su contesti differenti. In quell'occasione appunto organizzammo una festa di compleanno a sorpresa per lui e lui fu veramente di una sensibilità, di una felicità, ecco, nel vederci compartecipare a questa alla celebrazione del suo compleanno, che ci colpì al punto che al rientro dal viaggio a Foni ci invitò a casa sua a consumare formaggio arrosto a Sazzeminera, come era sua evidente abitudine e anche familiare, ma che non esitò, ripeto, a far partecipare anche noi. E quindi una figura, ripeto, veramente complessa e straordinariamente ricca di sfaccettature che riassumere, ecco, in pochi minuti risulta sempre insufficiente. Vi ringrazio. Allora, adesso passo la parola a Bacchisio Bandinu, che negli ultimi anni è stata una delle persone più vicine al professore
e questa prima tornata poi si chiuderà con l'intervista rilasciata da Bianca Pizzorno e poi con il saluto del sindaco di Cagliari. Abbiamo ascoltato parole di riconoscimento e di riconoscenza per l'esperienza esistenziale, per le virtù e i meriti di Giovanni Lelliu. Anche dare un nome, poc'anzi, che cosa vuol dire dare un nome? Vuol dire affidarlo al destino, perché il nome riecheggia, nelle future generazioni riecheggia questo nome qui. E ciò vuol dire destinarlo alla storia. Ciò che più mi ha colpito di questa esperienza è come nelle parole degli interventi, delle relazioni e nel vostro atteggiamento mi ha colpito questa forza della sua presenza tra di noi, che mi dice dunque di una eredità di pensiero, di azione, che suscita in noi evidentemente sentimenti e ragioni di essere degni eredi del suo messaggio. Perché capitalizzare la memoria vuol dire che, parlando di Giovanni Lelliu, noi non ritorniamo al passato. La memoria è sempre del presente, è irrimediabilmente attuale. Non è un ritorno, non è un ricordo. Quindi nulla di rammemorazione, come avete sperimentato, ma di una presenza attiva, dinamica, operativa, che ci chiama in causa. Giorni fa a Barumeni, ora qui. Avete ascoltato tutti i titoli, le onorificenze. Sommo archeologo, accademico dei Lincei, preside di facoltà, politico arguto, acuto e progressista, grande comunicatore, nel senso sia nella stampa sia nella sua scrittura, scrittore raffinato leggendo i suoi libri, come scrittura, voglio dire, di padronanza della parola, istitutore del museo, dell'istituto, del museo dell'IRSS, della scuola di studi sardi. Insomma, voi credete che basti? No, c'è ancora molto da dire e io vi propongo solo un aspetto che può sembrare marginale, che per me invece è il più importante di tutte queste titolature. Ciò che il Comitato Pro Saviesa Sardegna gli ha attribuito intitolandolo Assomine, omine. Giovanni Lelliu est statum omine. Omine è colui che interpreta al massimo livello i valori etici della polis. Non c'è titolo più grande, perché tu puoi essere accademico dei Lincei, ma non omine. Tu puoi essere presidente, direttore generale, presidente della Camera, del Senato, della Corte Costituzionale, ma omine non ben nato. È terribile questa frase sarda, che attribuisce alla denominazione di omine tutti quei caratteri fondamentali di etica, di giustizia, di comunicazione pari. Lelliu diceva, semus paris. Paris vuol dire che tu puoi essere più intelligente di me, più studiato, più ricco, ma c'è un livello di base dell'humanitas, per cui noi semus paris. Non c'è nella cultura sarda il concetto di servilismo a livello di elemento profondo del nostro carattere più intenso. Su giusto, omine giusto,
Lillio, ma non giusto come aggettivo, giusto come sostantivo, che traduciamo in italiano con giustizia, ma togliamo a giustizia quel carattere di astrazione e diamogli a giusto quella incarnazione concreta del pensare, del fare e della relazione con l'altro. Il concetto di identità in Lillio non ha nulla di chiusura, è un termine di relazione e va sempre adoperato col termine con cui lui lo legava, con la differenza, che è differenza comunicante. Prima esiste il tu, poi esiste l'io. Quindi nessuna chiusura, come molti dicono, di un suo pensiero un po' riferito a una sardità, come se questo poi fosse chissà, ma relegandolo nel passato. La scommessa invece per lui era del passo, del piede, del passo del presente, del fare oggi, dell'interrogarci oggi. Io sono stato personalmente, ho goduto di questa esperienza con lui e con Paolo Pillonca soprattutto, in questa esperienza dell'andare per paesi. Eccolo, voi pensate a questa metafora. Andare per paesi è quasi una specie di metafora di una novella, è per l'appunto. Lui andava per paesi, andavamo per paesi, nel Campidano, in Barbagia, nell'Oristanese, nel Montiferru, a parlare, e lui parlava un linguaggio comune, dove comune ha il segno politico della parola, cioè della polis, con l'operaio, con l'impiegato, con chiunque nel linguaggio comune di una partecipazione d'essere sardi. Lui attribuiva questo significato profondo alla sardità come autocoscienza d'essere, contro quella concezione depressiva che noi sardi abbiamo spesso, perché ci è stato inculcato che noi siamo un popolo senza storia, come se la storia fosse quella delle segreterie, quella delle diplomazie, quella dei contratti, e la storia non fosse invece l'esperienza concreta del popolo sardo, come diceva Lillio, come esperienza di lavoro e di festa, senza classificazioni di valore, perché tutte le esperienze sono alte, intense. Ecco perché questo andare per paesi era per me di una ricchezza sconfinata. E parlare in sardo e ascoltare soprattutto in sardo per dire che la lingua non ha una concezione funzionalistica, come è dominante oggi anche nelle accademie, nelle università. La lingua sarda non ha una funzione, non ha un suo valore funzionalistico, cioè a che serve? Perché è la vita che si parla. Il linguaggio è l'esistenza, perché voi nella vostra esistenza cosa avete oltre il linguaggio? Linguaggio verbale, linguaggio comportamentale, linguaggio relazionale. Quindi il linguaggio è l'esistenza stessa, nella sua esperienza di vita, non di una funzione. Per cui è meglio parlarla in italiano e in inglese che in sardo. E certo, se tu hai una concezione funzionalistica della lingua, è così, non vi dubbio. Ma la lingua non è solo un medium, poco è un medium. La lingua è l'essenza del vivere. Fare nomi non significa attribuire nomi, non significa nel senso di una nomenclatura, ma è viverlo quel nome e quell'esperienza. Quindi la concezione che Lillio aveva della lingua è altissima, risponde a tutti i criteri alti dei linguisti, della filosofia del linguaggio, della psicanalisi del linguaggio, della sociologia del linguaggio. Parlare e vivere. E se fosse stato parlato in sardo, anche in sardo, forse la petrolchimica non sarebbe giunta in Sardegna.
Perché parlare significa fare, perché la parola è performativa, perché la parola è istitutiva di un nostro essere in relazione nella dimensione economica e sociale. Non è un parlare come chiacchiera. Quindi questo concetto profondo di lingua e cultura sarda per lui permeava tutto l'esistere, nel senso più lato del termine, nel senso che questa cultura avrebbe dovuto e potuto trasformare l'economia. C'è un rapporto tra parola e prodotto e funzione e relazione economica, perché fa parte di questo nostro parlare, di questo nostro vivere. E sulla costante resistenziale. Io ho avuto modo di osservarla sotto un'altra angolatura. Obiettivamente difficile vederla come percorso dimostrativo, quasi documentario, perché appartiene ad un'esperienza nascosta forse. Ma io attribuisco ad un altro aspetto, per una riflessione più profonda. Come parliamo noi sardi? Noi comunemente quando parliamo in sardo, e io questa relazione potrei farla in sardo, come è strutturata la lingua da noi parlata in sardo? Dov'è questo stato esistenziale? Nel linguaggio, perché il linguaggio è l'espressione più alta, più significativa, più identitaria di un riferimento storico vissuto. Noi la vediamo questa resistenza nel linguaggio. Noi neghiamo il linguaggio del padrone, del dominatore. Noi non diciamo Antoni est intelligente, noi diciamo Antoni no stont Antonino. Noi neghiamo sempre per affermare e affermiamo per negare. Perché? Quale giustificazione voi vi date di un'analisi psicoanalitica del linguaggio dei sardi? Nella struttura espressiva del parlare, che è la più profonda in assoluto, più di quella storica, più di quella sociologica, più di quella giuridica. L'atto di parola come espressione di una struttura profonda del popolo. Allora voi ascoltate che il sardo nega il linguaggio del padrone, non è stato assimilato nel senso che non ha inventato, magari purtroppo, un linguaggio affermativo. Questo è un limite, ma è anche la giustificazione di una resistenza, direbbe Cicetù Masala, di vinti ma non convinti. E qual è il verbo dominante del parlare sardo? Parrere, sembrare, mi parete. L'hai visto Antonio? Mi pare che l'ha visto. Ma l'hai visto o non l'hai visto? Mi pare che non l'ha visto. È il verbo dominante su tutto. Ascoltate voi quando ascoltate il parlare in sardo. Come ricorre, come costante resistenziale questo verbo parrere, che indica di un popolo a basso tasso di identità purtroppo. E contro questo è quello lì perché insisteva sulla autocoscienza, contro questa coscienza infelice. Perché parere ti rimanda, perché noi usiamo il congiuntivo e il condizionale, non usiamo il presente indicativo. Il presente indicativo è il verbo del dominatore, di chi parla l'indicativo indica e comanda e prescrive. Mi pare. E qui sarebbe molto interessante, per chiudere, a me interessava dirvi di questa eredità di Giovanni Lillio, per dire la metafora di Sunurashi, un mucchio di terra. Lui scopre e viene fuori Sunurashi, non solo come bene archeologico, ma come risorsa economica, riconoscimento dell'UNESCO
importante volano di economia in quella regione. Questa è la metafora di Lelio, scoprire tutte le cose della nostra storia che sono nascoste, che sono ricche, per dire di un nostro capitale da valorizzare. Le cose si dicono facendole e si fanno dicendole. Grazie. Allora, grazie. Grazie mille. Bella cosa, Sanado. Bella, che fai dare. Allora, adesso ascoltiamo la registrazione di Bianca Pizzorno e poi il saluto del sindaco, infine una serie di piccole testimonianze visive, a partire da quelle dell'ISRE a due capolavori davvero importanti che sono due registrazioni fatte da Lilliu in alcune che dobbiamo alla generosità di Piersandro Pillonca e al rapporto che la famiglia Pillonca votò con il nostro maestro. Buongiorno, sono molto contenta e anche un po' emozionata di tornare dopo tanto tempo al Museo Archeologico di Cagliari, dove ho passato tanto tempo quando ero studentessa di lettere all'Università di Cagliari e preparavo la mia tesi in paletnologia con il professor Lilliu. Sono passati veramente tantissimi anni. Sto parlando del 1964-65 fino al 68. Praticamente io ho vissuto tutti i giorni in quel corridoio che mi pare fosse il secondo piano della facoltà di lettere in regione Saduchessa, allora un unico edificio in un campo di erbacce e di asfodeli in cima a Viale Merello, dove però abbiamo avuto dei professori straordinari. E oltre al professor Lilliu, che era in qualche modo l'emblema di questa facoltà, c'erano però tanti altri insegnanti straordinari in quegli anni. Erano degli insegnanti poco normali, no? Non so, anche un po' come degli inventori matti, perché non si limitavano a seguire le strade già segnate dalla ricerca accademica, però in quegli anni si inventavano delle cose nuove. Nel corridoio, appunto, a fianco a quello di paletnologia dove io abitavo, stavo per dire, dove io passavo le mie giornate, c'erano per esempio archeologia classica, gli ultimi anni del professor Pesce, ma poi era arrivato Antonio Invernizzi, uno straordinario giovanissimo
chi altro mi ricordo? Mi ricordo il terribile professor Meloni di storia greca, e con un bravissimo assistente, Guido Clemente, che poi è diventato anche lui docente e ricercatore. Insomma, farei veramente come dire, una carrellata molto lunga e ho molta nostalgia di quegli anni. Però, diciamo, il mio punto di riferimento era Lilliu. Io facevo la mia tesi al nord della Sardegna, perché lui si era messo d'accordo col sovrintendente della provincia di Sassari, Ercole Contu, in quanto una vallata vicino a Alghero, la vallata del Cuga, stava per essere invasa dall'acqua perché stavano per costruire una diga. In fondo a questa valle c'erano un gruppo di nuraghi, mi pare 19 o 20, che erano stati scavati ma non studiati. Tutto il materiale ricavato era nei sotterranei del Museo Giovanni Antonio Sanna di Sassari. A me è stato assegnato un nuraghe che si chiamava il nuraghe Chessedu, che era il più importante perché era l'unico che avesse vicino una sorgente d'acqua, e probabilmente tutti gli altri disposti in cerchio facevano riferimento al nuraghe Chessedu. Quindi scusatemi, ho trascorso anche molto tempo nei sotterranei del Museo Sanna studiando i cocci, moltissimi, ne ho disegnato più di 2000, disegnato, fotografato, misurato, schedato. Però la maggior parte del mio tempo io la passavo a Cagliari e mi assisteva a me l'assistente di Lilliu, Maria Luisa Cerutti, insieme alla quale ho partecipato ad altre campagne di scavo. Lilliu naturalmente sovraintendeva, abbastanza silenzioso, ecco, in confronto agli altri di cui ho raccontato adesso, per esempio Benedetto Marzullo, che ci insegnava greco, un paio d'anni dopo sarebbe andato a Bologna a fondare il DAMS, non avremmo mai pensato una cosa del genere. Lilliu, ripeto, era più serio, era serio come carattere, dicevo, meno scherzoso, meno ridanciano. Se doveva darci una ripassata perché le nostre ricerche non erano corrette, non si faceva lo scrupolo, però contemporaneamente era anche molto fraterno, posso dire, di un maestro, di un insegnante, perché si prendeva veramente a cuore quello che noi facevamo e probabilmente avrebbe desiderato che io continuassi a studiare archeologia, che seguissi anch'io una carriera universitaria. Poi le cose della vita mi hanno portato da un'altra parte. Però io ho di lui un ricordo molto affettuoso e ho anche il ricordo di una persona che sotto questo aspetto serio era anche molto spiritoso. L'ultima volta che io ho incontrato il professor Lilliu è stato alla fine degli anni 90, primissimi del 2000, durante una manifestazione di luci e musiche al Nuraghe Santo Antine di Torralba, dove c'era un gruppo di esperti, chiamiamo così, che facevano delle piccole lezioni al pubblico che si era riunito per vedere questo spettacolo. Quando è stato il momento in cui doveva intervenire Lilliu non ha parlato da professore, ha fatto finta di essere lui il nuraghe e ha fatto un intervento in sardo in cui diceva: ma io sono qui nella notte con tutta questa gente davanti, cosa vuole da me tutta questa gente? E ci ha raccontato la storia della Regia Nuragica di Santo Antino in prima persona, come se fosse lui. Era già piuttosto anziano, non ce l'aspettavamo assolutamente, è stato uno show divertentissimo e alla fine anche lui rideva rideva quasi a crepapelle, no, perché era sempre abbastanza misurato, però ci aveva divertito moltissimo, voglio dire, da un archeologo di fama, da un professorone come lui, forse qualcuno non se l'aspettava. Noi sardi ce l'aspettavamo, dai, ma c'erano tanti turisti venuti da fuori che assistevano a questa, non saprei come chiamiamola questa manifestazione, che davanti a questa performance di Lilliu erano rimasti esterrefatti. Però alla fine eravamo tutti felici e contenti
perché era stato bravissimo. Potrei raccontare tantissime altre cose, però non vi voglio annoiare. Posso solo dire che ho una nostalgia grandissima di quegli anni e che penso che tutti quei matti, fra virgolette, messi insieme abbiano gettato dei semi per delle ricerche fatte successivamente in modo più originale e tutto sommato più profondo. Grazie. Buongiorno a tutti, mi spiace non essere lì presente con voi in questa giornata importantissima, ma un precedente impegno istituzionale mi ha portato fuori città. Saluto tutti gli ospiti illustri che sono presenti, tanti personaggi che hanno fatto grande la Sardegna e Cagliari, e voglio ringraziare in particolar modo il dottor Muscolino e la professoressa Mongiu per il grande lavoro che hanno fatto in questi anni. Possiamo oggi dire che la scommessa del rilancio del museo archeologico è una scommessa vinta, che il museo archeologico è una realtà pienamente inserita ormai nella nostra vita cittadina ed è una delle colonne portanti, se non probabilmente la realtà più importante della mobilitazione culturale in città. E lo testimoniano anche quest'anno e mezzo di grandi incontri che hanno visto tantissimi personaggi arricchire la cultura, la nostra cultura e darci tutta una serie di momenti e di occasioni di riflessione. Siamo qui per ricordare il professor Giovanni Liliuis, professoris per das Vecias, come spesso veniva definito, ma io credo che Giovanni Liliu non sia stato solo questo, è stato sicuramente un illustre personaggio, uno di quei personaggi che ha fatto grande la Sardegna, ma soprattutto colui che ci ha aiutato ad avere consapevolezza di chi siamo, ci ha aiutato a comprendere che esisteva una civiltà millenaria con un'organizzazione importante, un'organizzazione sociale importante, con elementi che ancora oggi hanno una grande modernità e che forse nel corso del tempo abbiamo in qualche modo perso e dovremo avere la capacità di recuperare. Ci ha insegnato anche, credo, che ci sia ancora oggi la necessità di recuperare un tema importante, il tema Sardegna. Il tema Sardegna è un tema fondamentale se vogliamo cercare di costruire, di lasciare soprattutto a chi verrà dopo di noi una comunità viva, una comunità importante. Ricordare Giovanni Liliu e dedicargli la prima sala dell'ex Museo Regio è fondamentale, ma penso, lo dico anche come amministrazione comunale, che cercheremo con la professoressa Mongiu di rimediare una mancanza dell'amministrazione, perché è importante che Cagliari, la città di Cagliari, ricordi in maniera degna Giovanni Liliu, soprattutto per dare un messaggio ai più giovani, alle giovani generazioni, perché la comunità si costruisce attraverso l'identità, attraverso la consapevolezza anche di tutte quelle persone che hanno fatto grande la nostra città. Quindi su questo dobbiamo assolutamente recuperare, perché è fondamentale creare una memoria condivisa. Vedete, in questi anni stiamo lavorando tutti come amministratori per trasformare le nostre città, per rendere sempre più accoglienti, sempre più attrattive, però a volte si perde il senso della comunità. Quello che oggi manca nelle nostre realtà è recuperare il senso della comunità. Allora, anche ricordando e avendo la capacità di dare un ruolo a persone che hanno fatto grande le nostre città, la nostra terra, noi possiamo recuperare quel concetto di comunità, quel concetto di comunità in movimento, che ha la capacità di cambiare e che ha la capacità anche di trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di opportunità, di crescita e di costruzione di una visione. Grazie, buon lavoro e spero presto di poter mantenere e onorare la promessa che ho fatto in questa occasione.
Adesso noi abbiamo un altro quarto d'ora più o meno in cui noi sentiamo Giovanni Lilliu attraverso la testimonianza delle pillole, diciamo, dei video, ma proprio una selezione assolutamente, dell'ISRE, delle teche RAI e poi dell'archivio Pillonca. Quindi io andrei in sequenza e con qualche poi spot di intervento, di testimonianza a chiudere velocemente. Ok? Allora, prego. Che si riempiono di visitatori la sera. Resta la radio come grande mezzo di comunicazione. Nel 1970, quando il Cagliari conquisterà lo scudetto, le cronache dei gol di Gigi Riva arriveranno attraverso i transistor sino nelle tanche più lontane. Ma intanto i sardi scoprono le loro radici più profonde e più vere. Giovanni Lilliu negli anni 50 inizia la scoperta di quella grande fortezza e quello straordinario monumento dell'umanità che è il nuraghe di Barumini. Qual era il rapporto prima dello scavo tra me e il mio paese? È una cosa interessante questa, vero? Perché io l'ho fatto, lo scavo del nuraghe, contro voglia di altri. Anzitutto contro voglia di mio nonno, perché lui voleva essere notaio e quindi la mia scelta di archeologo, che era pazzesca in quel momento, ma anche un po' con mio padre che mi prendeva in giro. Lui diceva roba su di un laccio, di sperdas, cioè delle pietre. Questa è la fortezza della città nuragica di Barumini, scoperta e riportata alla luce recentemente dall'archeologo Giovanni Lilliu. Ci sono in tutta l'isola circa 7.000 nuraghe, disposti nei punti strategici. Alcuni risalgono al 2500 a.C., altri sono stati costruiti in epoca più recente. Un vasto sistema difensivo che doveva proteggere l'isola dalle minacce di invasione dal mare. Questo è il grande nuraghe di Sant'Antina, che fa parte del complesso noto sotto il nome di Reggia Nuragica di Torralba, dove in caso di pericolo si rifugiavano gli abitanti dei villaggi circostanti. L'ingresso alle torri, corridoi, i cammini di ronda. Noi non siamo classici, cioè non siamo greco-romani come struttura mentale, no? Cioè noi siamo barbarici, no? Ma non nel senso di barbaro, nel senso di sprovveduto, no? Cioè di uno che non sa, di uno che invece ha una cultura che se non è proprio contro il classico è invece diverso profondamente dal classico. Questo non sono soltanto i bronzetti, no? Questo non è soltanto il nuraghe, eravamo e siamo ancora noi. Ritratti, Giovanni Lilliu. E mio padre mi voleva medico e io che vado a fare quello. E mio nonno era terribile perché mio nonno voleva che io fossi notaio, no? Perché suo padre era notaio. E non è che l'avevano bene preso. Invece io ci sono riuscito. Ho cominciato le scave con 20 operai e sono gli operai che hanno scoperto Barumini, che hanno visto l'importanza, certo. Perché se cominciava a scavare, poi alla fine, verso mezzogiorno, dovevano lasciare, ma invece non volevano lasciare. E allora dicevo, andate, tornate stasera, capito? C'erano i poveri di Barumini, c'erano quelli poveri e c'era anche qualche ricco che scavava.
però erano i poveri che scavavano. Si erano innamorati del lavoro. Lavoravamo dalle 8 fino all'ora di pranzo e poi di sera. Quindi io ero sempre con loro, capisci? Loro vedevano la roba che veniva fuori, capito? E volevano vederla. Io ci sono stato sempre sullo scavo. Molti archeologi non ci stanno. Vero? Ecco. Io sempre sono stato sullo scavo. Io ero grande ammiratore di Vola e anche della sua signora, che era bravissima. Ruth, certo. La moglie era ebrea, no? E quindi era in Inghilterra, vero? Con la moglie, quindi non poteva venire in Sardegna perché c'era il fascismo, vero? Certo. E allora io avevo mandato un libro mio, lui l'aveva visto una volta finita la guerra, vero? Ci siamo conosciuti, io e anche la signora, una donna di grande importanza, no? Era molto per lui, l'ha molto aiutato anche. Veniva in Sardegna dopo, quando è morto il marito, vero? E allora ci siamo visti, ci siamo conosciuti, no? E naturalmente conoscendoci si parlava delle sue cose, ma io le parlavo delle mie cose, no? Questo con Evora, quindi eravamo grandi amici, no? E poi lui suonava la chitarra. Ah sì? Naturalmente andavamo a queste cose qui, perché poi finiva col vino, non col bere vino. Io suonavo ugualmente la chitarra, ma non come lui, cantava anche bene, no? È morta mia mamma di spagnola, terribile. E io avevo 2 anni, l'altra sorella ugualmente 1 anno. E noi siamo arrivati dai nonni, da mia nonna e da mio nonno. Sono loro che mi hanno fatto crescere e mia nonna mi diceva veramente tu, sa virtù di prima di tutto, sa virtù era, capisci? Mio nonno si chiamava Giovanni, io ne ho messo il nome e così via. Ho iniziato gli studi, no? Fino a prima e seconda a Roma, a casa mia. Poi sono andato per il collegio, no? Dai Salesiani, in Sardegna, 5 mesi ho fatto. Poi sono andato al Rescatti, no? Ugualmente dai Salesiani. Lì era un'altra cosa, no? Però non ci davano a mangiare molto, perché stavano facendo la chiesa nuova. La chiesa che sorge e la pancia che insorge. Ritratti. Giovanni Lilliu. Professor Giovanni Lilliu è stato nominato membro della Accademia Nazionale dei Lincei. Se fossi stato a Parigi in questo momento lo avrei detto immortale, ma sono qui nella patria di Grazia Deledda e allora devo dire che esiste un traguardo ancora per il nostro professore Giovanni Lilliu ed è il premio Nobel. Distintivo dell'Accademia, per cui Giovanni Lilliu diventa collega di Galileo Galilei.
società è ricca, poteva ornai, chi fosse nendo prima di questa pubblicità in anni, a s'accabata degli anni 50, esprimo negli anni 60, bene di posta a una parte, questa cultura pure posta a una parte. Sì, sì. Fustetti ha fatto politica pure, dal suo 67 Sì. al suo 74, ha fatto i suoi consiglieri regionali. E tanto, narrata una cosa che in noi è una cosa moderna, ma dando i politicus di Roma, ma i politicus sardos che vogliono capiauso a Roma non bianta bene. Rivevo intendere un'intervista che ho sagattau in sa cineteca sarda, in Sagali, fustetti nada e testi stetti a sa civiltà sa società dei pastori si possa Sardigna e cali spettu podia da onai a Giovunus e a sa Sardigna intrea, intendeus. Queste tombe scavate nella roccia sono del popolo dei Cartaginesi, di questo popolo che ha sconfitto verso la fine del VI secolo a.C. le popolazioni del tempo dei Nuraghi, cioè le popolazioni dei pastori indigeni, costringendole a ritirarsi nell'interno dell'isola. Da allora si può dire che nasce la civiltà dei pastori della Sardegna, è una civiltà pastorale che ha durato per tanti e tanti secoli e che rappresenta ancora una entità efficiente, una entità attiva, sulla quale io credo si può costruire ancora la Sardegna del domani. Sono forze vive, sono forze attive, sono forze dinamiche, sono anzi forze contestatarie. Rinnovarsi. Io ritengo che la struttura pastorale, come intesa anche in un senso di struttura etnica, di struttura culturale, accanto alle strutture moderne, accanto anche alla struttura industriale, possa essere una componente della Sardegna dell'avvenire, una componente della Sardegna del domani. Naturalmente la componente probabilmente più cosciente, più persuasa anche del ruolo che può avere domani nella storia nuova, nella storia futura della Sardegna.
Badomine, Baia Domine, che conoschiada e riconoscia sus homines. Questa 50 anni che lui ha voluto celebrare dall'inizio dello scavo di Baruni è una delle scene più belle che sono state girate, grazie a Piersando, grazie mille. Io credo che forse è meglio che chiudiamo qui. Devo dire grazie ad Anna Paola, dobbiamo dire tutti grazie ad Anna Paola Mura, che è la commissaria dell'ISN in questo momento, che ha un compito anche di rifondazione, grazie agli eredi di chi ha avuto a che fare con lui, alcuni sono qui, Maria Antonietta Pilia, Fernando Pilia era tra i ragazzi che lì si conobbero, Fernando e la mamma di Maria Antonietta, e Lilliu glielo ricordava sempre che Barumine era stato luogo anche di, come dire, di incontri generativi per l'appunto. Grazie ad Antonello Soro che ci ha onorato con la sua presenza, con questo, e credo che sia Giovanni Ugas che è qui presente, che è stato uno degli allievi molto amati dal professore, dobbiamo dirlo, e al professor Gessa. Credo che adesso chiamo qui il direttore del museo, perché noi dobbiamo dirvi una cosa, ma la deve dire lui. Intanto c'è un piccolo buffet, quindi se non ho fatto in tempo a ricordare altri, chiedo scusa a Franco Masala, che da presidente di Italia Nostra lo aveva insignito del titolo di Defensor Civitatis, se non ricordo male. Defensor Caralis, io Civitatis subito, Bonzende la Santiga. Allora, noi dobbiamo darvi un annuncio che noi abbiamo pensato ad una cosa su Custos Civitatis. Prego. Sì, dillo. Va bene. È che il museo insieme, quindi in particolare il Consiglio di amministrazione e il Comitato Scientifico, hanno pensato di introdurre un'onorificenza. Nell'anniversario in cui celebriamo l'onorificenza che il presidente della regione Soru e tutta la giunta diedero 15 anni fa a Giovanni Lilliu come primo Sardus Patri, il secondo fu professor Cao. Avremmo voluto continuare, insomma, non è stato possibile. Il Ministero non ha una onorificenza ma un museo. E quindi ci pensiamo noi. E quindi i prossimi appuntamenti saranno appunto il conferimento di queste onorificenze. Possiamo dire gli insigniti? Sì, tanto è perché l'abbiamo chiamato per questo, cioè abbiamo disturbato il professor Ghighi Gessa anche per questo, e lo vogliamo fare adesso in questa giornata perché, insomma, perché alla fine anche questa l'ultima scena che abbiamo visto, no? di questi uomini ormai in vetustate, quando sono tra la Senectus e la Vetustas, che si abbracciano e che ci dice che noi dobbiamo appunto continuare, siamo stati fortunati ad averli avuti, ad aver avuto questo grande insegnamento, e quindi abbiamo istituito. Quindi uno dei prossimi incontri sarà proprio per il conferimento delle onorificenze, diciamo anche gli altri insigniti. Sì. Professor Gessa, Bianca Pizzorno e il maestro Lai. Che per noi è un riferimento e che oggi è ancora in Svizzera, rientrare domani, glielo diremo, glielo comunicherà comunque Elena Ledda, che era qui presente per questo. Grazie. Grazie. Al piano di sotto c'è un piccolo buffet.